Emesso dall'assessore regionale al turismo il decreto di riconoscimento del distretto turistico Valle dei Templi, consegnato nelle mani dell'amministratore Gaetano Pendolino, un connubio tra pubblico e privato che apre le porte alla fattiva realizzazione di serie politiche per la promozione del territorio agrigentino. Stamani una conferenza stampa per illustrare i progetti del futuro distretto, tra questi anche la prossima organizzazione dell'evento più importante della città, la Sagra del Mandorlo in Fiore, come annunciato dallo stesso sindaco della città, Marco Zambuto. Il distretto turistico vede al suo interno enti pubblici e operatori privati, quindi il Comune, la Camera di Commercio, il Parco Archeologico Valle dei Templi, più gli operatori turistici, albergatori, tanti operatori economici. Questo strumento, il distretto turistico, dovrà pianificare finalmente la strategia economica e turistica del nostro territorio. Per prima cosa l'idea di lanciare immediatamente l'organizzazione della Sagra del Mandorlo in Fiore attraverso il distretto turistico, che pubblicherà un bando per raccogliere la migliore idea progettuale entro il mese di agosto, in modo tale che all'inizio di settembre possa finalmente partire l'organizzazione con un'idea strategica che ha visto il coinvolgimento di tutti. Il distretto turistico dovrà porsi come obiettivo quello di riuscire a portare a questo territorio un livello di ritorno economico significativo. Un riconoscimento importante che arriva dalla regione siciliana proprio verso il distretto turistico Valle dei Templi. Il fatto importante è che il pubblico e il privato siano insieme e che siano insieme in questa sinergia attiva per lo sviluppo del territorio. Abbiamo implementato alcune progettualità, ne stiamo implementando delle altre. Oggi arriva questa notizia importante da parte del sindaco, che ritiene dover incaricare il distretto per la progettazione della Sagra del Mandorlo in Fiore nei prossimi anni, e quindi noi a breve ci metteremo al lavoro, aprendoci a tutto il territorio come abbiamo fatto fino ad oggi, cioè non chiudendoci, non facendo tutto all'interno, ma facendo un bandi pubblici per dare a tutti la possibilità di partecipare e dare contributo alla crescita di questo territorio. Noi avremo questa dicitura regionale, che non è un semplice una denominazione e basta, significa che la regione punta su questi organismi come se fossero degli uffici periferici della regione stessa. E la novità importante è che il privato, quindi anzi diciamo che è un numero considerevole, cioè quasi un centinaio di privati, ne abbiamo già una massa critica notevole. Il privato parteciperà alle decisioni, questo è un fatto importante, cioè la programmazione non sarà più, diciamo, elemento nelle mani del politico o del funzionario regionale, no, ma sarà nelle mani di una governance territoriale formata da un'assemblea dove ci sono seduti a fianco gli imprenditori e le parti pubbliche.